Una femmina de 66 anni rumena è morta in notte in Ceragius, lughende che è sul terzo piano di una domo privata. L'hanno accattata in su piazzale, in parlar de sa domo, de su mere, de su fravi, con un pensionau de 87 anni che l'ha vito ospitande. A su locus un su prios su cursor de su cante de Cheotte, sos carabinieri de su comando provinciale de Casteddu, sos militares de su nucleo investigativo, hanno fatto sus rilevos tecnicos in intro des appartamento e in s'aria ove l'hanno accattata pro comprendere sa dinamica des incidente. Pro como sos inquirentes sono considerando cada ipotesi, vinza scussa des omicidiu, magari non hanno adottato provvedimenti giudiziarios. Su carasu che l'hanno aiuto all'Istituto de Medichina Legale dell'Ispidale Brozzu, a tesse anatomia disposta da autorità giudiziaria a chiarire come enter morta e a dare elemento de profetto pro sas indagines. In Livorno, udienze innanti de su GUP Francesca Mannini pro sos due chi imputato sardos de robatoriu de su 28 de marzo 2025 in sa variante de S'Aurelia. Su magistrau atta colliusa richiesta di rito abbreviau, su processo atta cominciare su 15 de maio. Sor legaler de sus imputados, chi vini collegaus in videoconferenzia, aian pediu de lor giudicare chi in si stadu de sos attos e chi in sa possibilidade de godire di un isconto de 3 su 1 de sa pena. Sa Sociedade de Vigilanza Battistolises costituia parte civile. Approdata duncas a processus inchiesta de su pubblico ministerio Ezia Mancusi, pro sos homines de sa greffa de su enugoro, Goceano e Ozastra, accusados de robatorio aggravau, possessu e impreu de armas de guerra, fura e ricettazione. Un comando organizzau che si caia furau plus de 3 milioni de euro chi non sono sta ormai recuperaus. Sos inquirentes su de che 8 de maio des anno passau, a posti de 2 meses de sil robatoriu, aian arrestaus responsabile del assacchio filmau in diretta de unos cantos automobilistas de passaggio residentes in S'Aurelia. Pro sos investigadores, sa greffa tagiu in concurso ponendo in atto un'azione pianificata in cada particolare, un assacchio lestru che in armas de guerra esplosivu prosi che fughire diretto che in savura milionaria. In Casteddu, in Corte de Assise, terza udienza de su processo pro omicidio de Luigi Gulisano e Marisa Dessì, maride Muzzere, accattaor mortos in s'appartamento de Ruga Ghibli in Natale de su 2024. In aula oie sos carabinieri de su RIS che hanno esplicato la relata consignata a PM Rosanna Allieri a cabaus sos accertamentos tecnicos. Unico imputau Claudio Gulisano, figlio minore de sos coiubes, presente oggi pure in aula, che si chita narrer de essere innocente. Sos accertamentos sono cominciaus su chimbe de Nadale, sa die che hanno accattau custas duas persones mortas in si studio des appartamenti soro. In un primo momento han si chiusa pista des avvelenamentu, ma de sos repertor no essin a campo elementos de profettu. Sos inquirentes stando pessano a un'azione violenta, entra sos rilievo tratta des ambeni de Luigi Gulisano in sa poltrona, in si studio, in terra, in suttas ad entiera de Luigi. Orminar de scarpas e sinde da esi studiu lassadas in supamenti fustu compatibiles chi in cussar desimputau. In sos attos peris armaziner de una telecamera che riprende unu trettu de Ruga Ghibli ove si viete su manzano de su battor de Nadale una macchina che una targa che pode torrare che in cussar desimputau. E trattar de DNA attribuias a Claudio Gulisano in sa veste chi iuchianas ar vittima scando la sana mortasa. Trattar finzas in su bastone pro lavare in terra. Consiglio comunale firmo e con terra aperta supra sa rotamazione de sos tributor locales. In numero su clima politico è stazzudu a postir des'ultima conferenza de sos capogruppo. S'opposizione accusa sa giunta de Emiliano Venu de paralisi amministrativa. Sa caglione de su disaffiu sa mozione de su gruppo Siamo Nuoro, che pedi de muzzare sanziones e interessos a sa stassa de un upore de cittadinos, mozione bloccata diretto. Si contesta su metodo, in sa delibera di giunta difatti si dà mandau a su dirigente competente
intende di avviare esite per un regolamento che in sos indirizzos che invece si depiata a discutere e decidere innanti in cussizia a pusti scolari in giunta. Ma non spezzi custu su problema, prosar minoranzias aere bloccausa mozione cubat una crisi politica profonda in intro de su campo largu, una maggioranza definia debile partia, che abidus a dimissione in Sardia scolada desa presidente desa commissione cultura e ritardos in atto fondamentale che a su rendiconto de gestione. Sa maggioranza risponde diretto a sas accusas, sottolineando chi è questione de metodo e de regulas e chi s'appresse non anda di accordo che in sas cosas benevattas. Belle un mese fa che tesa presidente della regione Alessandra Todde anticipando sul lancio della continuità territoriale aerea, cominciata il 29 di marzo, ha fatto un'ipotesi che pariat impossibile. Oie, invece, sa crisi de sos carburantes legata a sa guerra in Medio Oriente è una realtà de chi ponet in pistichinzu su comparto de sos trasportos e come vinza sa condizione de su regime agevolao che vinza sa aeris pariat a chi non podia ponere in duda. Sono sas compagnias che operano in sas trattas in regime de servizio pubblico che andano a tocca e dare a saianna de su Ministero de sos Trasportos. Sos vettores pedin is aumento de sos prezzi de sos billettes e su ministro Matteo Salvini data ischire che ad essere difficile a non intervenire se la situazione internazionale di assichire goi. Su presidente de sos Estados Unidos nad essere animoso che sa guerra cabet impresse, ma pro como su mondo in tre questo impidinu. Aero Italia che oggi ha annunziato su collegamento nuovo Terranova Cuneo da esusechi de Lampadas a Sudochi de Capidanne, ha sottolineato promedio dell'amministratore delegao Gaetano Intrieri che la situazione è grave e pedi di aperere un confronto con le istituzioni. L'assessora regionale de sos trasportos Barbara Manca data ischire che hanno aperto le interlocuzioni con il suo ministero, prima cosa sa garanzia de sos collegamentos.